Il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere pagato nel corso del rapporto di lavoro o è preferibile liquidarlo integralmente a fine rapporto? Un caso pratico. Di patto di non concorrenza del lavoratore dipendente e corrispettivo abbiamo già parlato in un precedente video di cui vi lasciamo il link in descrizione. Nel video di oggi approfondiremo il tema del corrispettivo del patto di non concorrenza attraverso la descrizione di un caso pratico. Prima di iniziare, ricordiamo che il corrispettivo è uno dei requisiti essenziali previsti dalla legge affinché il patto di non concorrenza sia valido. Infatti, un patto di non concorrenza che non prevede un corrispettivo adeguato a fronte del vincolo imposto al lavoratore è nullo. Ciò chiarito, vediamo ora un caso pratico che riguarda per l'appunto le modalità di erogazione del corrispettivo del patto di non concorrenza. Nel contratto di lavoro di Tizio è inserito un patto di non concorrenza della durata di 3 anni. Il contratto prevede che il corrispettivo del patto di non concorrenza venga corrisposto direttamente come indennità in busta paga, in rate di 200 euro al mese, senza ulteriori specificazioni. Tale modalità di erogazione del corrispettivo è valida? Come anticipato, la legge prescrive molteplici requisiti che il patto di non concorrenza deve prevedere a pena di nullità, tra cui la previsione di un corrispettivo adeguato rispetto al sacrificio imposto al lavoratore con il patto. Tuttavia, la legge non specifica con quali modalità il corrispettivo debba essere erogato. È valido il patto di non concorrenza che prevede il pagamento del corrispettivo rateizzato in busta paga? Dipende. Tornando al caso concreto, supponiamo che Tizio cessi il proprio rapporto di lavoro 3 mesi dopo l'assunzione. In tal caso, poiché il corrispettivo del patto di non concorrenza gli è stato erogato direttamente in busta paga, a rate di 200 euro al mese, Tizio avrà ricevuto a tale titolo solo 3 mensilità, pari a 600 euro complessivi. A fronte di tale esiguo corrispettivo, Tizio sarà comunque tenuto a rispettare il vincolo di non concorrenza per i 3 anni successivi, con un'evidente sproporzione tra il sacrificio imposto dal patto e quanto percepito per il suddetto sacrificio. Questa sproporzione rende il patto di non concorrenza di Tizio nullo, proprio per le modalità di pattuizione del corrispettivo, che si rivela essere sostanzialmente indeterminato, dato che il suo ammontare non è fisso, ma varia in base alla durata del rapporto di lavoro. Tale indeterminatezza non permette al lavoratore di valutare preventivamente la congruità del corrispettivo e quindi comporta l'invalidità del patto e del relativo vincolo che ne deriva. Di regola, per la giurisprudenza prevalente, sono validi i patti di non concorrenza che prevedono un'erogazione del corrispettivo in busta paga, purché contemplino il pagamento di un corrispettivo minimo garantito adeguato, ossia di un ammontare che spetta al lavoratore in ogni caso, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro. In alternativa, il corrispettivo del patto di non concorrenza può anche essere erogato in unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che la somma ivi stabilita risulti essere congrua. Parte della dottrina ritiene che, per scongiurare impugnazioni pretestuose del patto da parte del lavoratore, questa soluzione sia più prudente di quella descritta in precedenza, cioè del pagamento del corrispettivo del patto in busta paga, a rate. Infatti, in caso di corrispettivo rateizzato in busta paga, il lavoratore potrebbe contestare che a ben vedere le somme imputate a titolo di compenso del patto siano in realtà parte della retribuzione ordinaria e che di conseguenza il patto sia sfornito del requisito essenziale del corrispettivo. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto commerciale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.